Noi abbiamo un fondo che investe in imprese innovative e che hanno una grande possibilità di crescita e quindi cerchiamo delle novità, delle cose nuove che possano scardinare i paradigmi classici e contemporaneamente vogliamo, dandogli soldi e un po' della nostra esperienza, tentare di farle diventare delle grandi aziende in grado di crescere. Sardex aveva un po' queste due caratteristiche, è una novità, è qualcosa che anche già sta funzionando, per cui è una novità che sta già dimostrando sul terreno che è in grado di creare qualcosa che prima non esisteva e di creare valore. Questo a noi è piaciuto molto e quindi abbiamo deciso di investire perché pensiamo che abbia proprio quelle caratteristiche di novità e di unicità che potrebbero portare ad avere qualcosa di veramente grande. Due cose, una sicuramente nel momento in cui abbiamo fatto la due diligence abbiamo parlato con diversi aderenti al circuito e abbiamo notato come addirittura loro parlassero del nostro circuito e quindi ci fosse una componente di come si dice di partecipazione all'iniziativa molto importante e pensiamo che questa sia la cosa poi difficile da mantenere nel tempo, perché più si cresce più si tende ad allontanarsi poi da queste dinamiche molto belle che ci sono all'inizio. La seconda, devo dire, è che il team che è molto variegato e tutto sommato distante da quelli che sono i centri finanziari importanti italiani ma anche europei, è veramente, si dà tantissimo da fare, si muove, è instancabile.